di San Vito di Cadore, riunione al comando dei Vigili del Fuoco. La statale resterà chiusa almeno altre 2 settimane, il tempo di montare dei sensori che blocchino il traffico in caso di pericolo. Il 3 luglio di 3 anni fa il crollo del Seracco in Marmolada che costò la vita a 11 persone, il dolore e il ricordo dei familiari, l'omaggio di un gruppo di amici. Ancora disagi mattinate lungo la 4 a causa delle alte temperature dell'asfalto, si è deformato ed è stato necessario chiudere i caselli di Verona Est e Sud, poi riaperti prima di mezzogiorno. Da oggi in vigore l'ordinanza regionale che impone lo stop del lavoro nei cantieri stradali per tutelare gli operai esposti al gran caldo. Siamo stati a Padova dove si stanno realizzando delle 2 linee del tram. Il bilancio della zona rossa Treviso è più che positivo, il provvedimento durante l'estate non sarà riproposto, torneremo a discuterne a settembre, così il sindaco Conte dopo un vertice in prefettura. A Venezia, in campo Sant'Agnese, gli ambientalisti questa mattina sono riusciti in un blitz a fermare l'abbattimento di 2 platani e non sono mancati momenti di tensione con le forze dell'ordine. Si inaugura questa sera alle 21 in piazza San Marco la grande estate dei concerti nel salotto più prestigioso della città, confermato il modello sostenibile degli ultimi anni. Buonasera, ben ritrovato, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito, frane e maltempo, i temporali previsti tra fine settimana e inizio della prossima preoccupano. La statale 51 è meglio rimanga interdetta al traffico, non ci sono le condizioni per garantire la sicurezza degli automobilisti. Cancia, Croda Marcora, 2 frane che non fanno dormire sonni tranquilli né agli abitanti né a chi ne deve tutelare l'incolumità. Non ci sono state per fortuna vittime, a farne le spese è stata invece soprattutto la strada statale 51 di Alemagna, invasa da 4 metri di detriti, ora ripulita, ma ancora interrotta al traffico ordinario. La situazione è stata discussa presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Belluno, presenti gli organi competenti e tutti i sindaci della Val Boite. Si è deciso di mantenere, sulla base delle attuali condizioni che non garantiscono la sicurezza nella transitabilità della strada, la chiusura della strada stessa per un periodo che è coincidente per circa 2 settimane. 2 settimane è il tempo necessario per reperire i sensori necessari, collocarli in tutti i punti critici o sospetti, collegarli con gli allarmi e i sistemi semaforici che impediscano, in caso di nuovi rischi, l'accesso stradale alle auto. 2 settimane per fare degli interventi urgentissimi per mettere in piedi dei sistemi di monitoraggio nel corpo frana, pluviometri, inclinometri e altri strumenti. Noi dobbiamo acquisire il tempo necessario per cui un inizio di movimento a monte ci consenta di arrivare a interrompere la circolazione prima che questo movimento che è iniziato, se dovesse poi concretizzarsi in una colata detritica, possa raggiungere la sede stradale. Le idee sono chiare, noi come provincia abbiamo messo in atto quello che potevamo fare. Ci vogliono alcuni giorni, alcune settimane, perché bisogna reperire il materiale, non è un materiale che reperisci sul mercato facilmente, però le idee sono chiare di come affrontare il monitoraggio e il sistema di allarme che dopo verrà passato all'ente competente che è ANAS. Gli allarmi serviranno ai residenti per rifugiarsi ai piani alti delle proprie abitazioni, mentre il traffico proveniente da valle verrebbe fermato già a Tai. L'obiettivo principale è ridurre le tempistiche, creare una sorta di automatismo che porti le persone a fermarsi direttamente a Tai senza poi avanzare verso la Val Boite per poi trovarsi davanti alla frana. Questo è quanto. E quindi lasciare passare soltanto quelli che devono comunque fermarsi prima della frana perché hanno un'attività, perché hanno una casa. Chiaro, sicuramente gli abitanti del posto, sì. Il 3 luglio di 3 anni fa il crollo del Seracco in Marmolada che costò la vita a 11 persone, a pagare il prezzo più alto la provincia di Vicenza con 7 vittime, tra loro Filippo Bari, il giovane papà, il cui selfie scattato poco prima della tragedia è diventato un simbolo. I genitori di Isola Vicentina domenica torneranno in Marmolada per le cerimonie in ricordo, la mamma è una zona sacra, lì andiamo a ritrovarlo. È una foto che racchiude veramente la gioia, no? di cosa voleva significare per lui essere in quel posto. Resterà per sempre quel sorriso immortalato in un selfie mandato alla famiglia, il ghiacciaio alle spalle, la gioia piena. Un autoritratto, quello scattato dal giovane papà, il 27enne Filippo Bari, una delle vittime del ghiacciaio,
pochi minuti prima della tragedia. Un'istantanea, l'ultimo ricordo che sarebbe diventato il simbolo di un dramma costato la vita ad 11 persone, di cui 7 vicentini, travolti e inghiottiti da ghiaccio e roccia dal distacco di un seracco in Marmolada. Lui e gli altri alpinisti stavano salendo in vetta quel 3 luglio di 3 anni fa. Filippo con i suoi amici, Paolo Dani, 52 anni di Valdagno, Nicolò Zavatta, il più giovane di tutti, 22 anni di Barbarano. Eccoli insieme in una foto scattata da Riccardo Franchin, uno dei sopravvissuti. Ricordo di quei giorni e di quel giorno terribile, e non ti lascia mai. Infatti io questa mattina ho pubblicato su Facebook una foto di Paolo, Nicolò e Filippo, una delle ultime foto che hanno fatto quel giorno, e ho scritto sì, sono 3 anni, sono 1095 giorni, perché la nostalgia non ti lascia mai, è quella che ti frega, perché a volte ti viene proprio questo bisogno enorme di vederlo entrare dalla porta, di sentire la sua voce. E torneranno in Marmolada Emanuela e il marito Giuseppe, come fanno ogni anno, per partecipare agli eventi commemorativi, con l'auspicio che la tragedia sia da monito perché non se ne verifichino altre, e ritrovare Filippo nei ricordi. E già da piccolino me lo portavo sulle spalle con lo zaino, era tranquillissimo, si addormentava nelle spalle, bellissimo. E ho bellissimi ricordi. Tornare là è proprio un modo per ritrovare Filippo, e quindi è quasi una zona sacra per noi, quasi un cimitero. E là io lo ritrovo anche là. 3 anni dopo la tragedia della Marmolada, un gruppo di ragazzi è tornato sul ghiacciaio, tra loro anche Riccardo Franchin, uno dei sopravvissuti del dramma. 3 luglio 2022 era una giornata proprio come quella di oggi, bella soleggiata, calda anche, e difatti salire oggi per quegli stessi posti che sono stati quelli interessati dalla tragedia è stato un mix di emozioni indescrivibile. Per noi la Marmolada è il posto in cui tornare, perché non c'è posto in cui tornare meglio di questo. Sì, insomma, alla luce di quello che è successo, noi la consideriamo la nostra casa. Io ci ho lasciato un pezzo di cuore. Riccardo Franchin il 3 luglio 2022 era sul ghiacciaio della Marmolada quando ci fu il crollo di un seracco che travolse 11 persone uccidendole. Lui miracolosamente si salvò, ma quel giorno perse i suoi 3 compagni di cordata, Paolo Dani, Filippo Bari e Nicolò Zavatta. 3 anni dopo Riccardo è tornato nei luoghi della tragedia insieme all'associazione Un Posto in cui tornare, nata da un gruppo di ragazzi in memoria di Nicolò Zavatta. Poter tornarci, ecco, a distanza di 3 anni dalla tragedia, è proprio dar valore a quello che è il nostro motto, cioè creare qualcosa di bello da una tragedia, da una cosa che ci ha colpito profondamente, con la scomparsa di un nostro amico, di Nicolò. Il ritorno in montagna è stato naturale, racconta Riccardo, ed è successo in tempi relativamente brevi rispetto alla tragedia. Non ce l'ho assolutamente con la montagna, non la ritengo colpevole di quello che è successo, ma sappiamo che siamo noi, insomma, attraverso il cambiamento climatico, che è l'unica causa, insomma, di quello che è successo. Al termine della salita sulla croce di vette, i giovani hanno apposto simbolicamente un adesivo dell'associazione. Ad accompagnarli Stefano Cotter del Soccorso Alpino Val di Fassa, il primo ad essere elitrasportato quel 3 luglio sul luogo del distacco. L'impressione più grande che ho avuto è stata l'immensità di questa colata di ghiaccio e roccia, perché ero partito da Canazei con l'informazione di una valanga in Marmolada, anche se mi sembrava molto strano, e invece quando sono arrivato su mi sono reso conto che era qualcosa di più di una valanga. L'obiettivo dell'associazione non è solo quello di ricordare Nicolò Zavatta e la tragedia di 3 anni fa, ma anche diffondere un messaggio di consapevolezza e di sensibilizzazione verso l'ambiente, contrastando i cambiamenti climatici che stanno mettendo a rischio il futuro del ghiacciaio della Marmolada. E avere la possibilità di vedere questi panorami non è scontato, insomma, ecco, poter tornarci, avere la possibilità di poter tornarci fra 10, 20, 30, 40 anni, credo che veramente debba essere un nostro obiettivo.
Continuiamo con la cronaca. È stata dichiarata la morte dell'operaio 48enne rimasto vittima dell'infortunio sul lavoro accaduto martedì alla Salgheim Ecologic di Tezze sul Brenta. Questa mattina i medici di San Bassiano hanno avviato l'iter per l'accertamento della morte con i criteri neurologici. L'uomo infatti non presentava alcuna attività cerebrale, un periodo di osservazione di almeno 6 ore durante il quale sono stati eseguiti esami clinici e strumentali. Nel pomeriggio purtroppo è arrivata la dichiarazione della morte dell'operaio di origine marocchina che era residente a Tezze con moglie e 2 figlioletti. I tecnici dello Spisal saranno chiamati a far luce sulle cause dell'infortunio che ha visto coinvolto, ma in maniera non grave, anche un altro operaio, un 47enne di Laghi di Cittadella. Basta infortuni e vittime sul lavoro, tuonano i sindacati con la CGIL che sta organizzando uno sciopero che interesserà anche la sede veneziana dell'azienda. Ancora disagi alla viabilità sull'autostrada A4 Venezia-Milano. Sono stati riaperti in tarda mattinata i caselli di Verona Est e Sud, dove a causa delle alte temperature si sono registrati disagi per problemi all'asfalto. Gli ingressi ai 2 caselli sono stati per questo chiusi a causa del cedimento dell'asfalto, in particolare nel punto tra Verona Sud e lo svincolo per la 22 del Brennero in direzione Milano, condizione che ha comportato la chiusura della prima corsia di marcia. Si è reso necessario l'intervento di tecnici specializzati per ripristinare le condizioni di sicurezza e riaprire il tratto. Da oggi entra in vigore l'ordinanza regionale che impone lo stop nei cantieri stradali del lavoro per tutelare gli operai esposti al gran caldo a Padova, dove sono moltissimi cantieri per la realizzazione delle 2 linee del tram. Andiamo a vedere com'è andata questa prima giornata. Cantiere del tram di via Giustiniani, mancano pochi minuti alle 12:30 e da oggi i cantieri a quest'ora si fermano. Vediamo com'è andata la giornata. Prima giornata diciamo con questa nuova normativa è abbastanza impegnativa, però lo preferisco così sinceramente. Oggi abbiamo iniziato qua a lavorare a Padova alle 5, proprio perché così almeno riusciamo a fare le 8 ore ordinarie. Francesco spegne il potente macchinario per stendere l'asfalto. Il suo turno di lavoro è finito. Per effetto dell'ordinanza regionale che tutela i lavoratori nei cantieri stradali esposti al sole nelle ore bollenti della giornata, gli operai hanno iniziato a lavorare prima e si fermano alle 12:30 senza rientrare dopo la pausa pranzo. A Padova, città costellata di cantieri per la realizzazione delle 2 nuove linee del tram, ruspe, scavatori e macchinari si spengono mentre la colonnina di mercurio supera ancora i 30 gradi. Gli operai impegnati nei lavori della linea SIR3 in via Fallopio approvano questo cambiamento. Bellissimo lavoro, caldo un po', però meglio oggi rispetto a ieri. Perché oggi ho iniziato a lavorare dalle 5 fino alle 11. Prima lavoro dalle 7 fino alle 5. Come adesso meglio di prima. A che ora avete iniziato stamattina? Abbiamo cominciato. E come vi trovate con questo nuovo turno? Lavori meglio perché è più fresco. Dopo alle 2 smettiamo, l'1, 2. Quindi adesso voi finite, state finendo. Mettiamo in sicurezza il cantiere e dopo andiamo via. Quelli appena passati sono stati giorni difficili per le condizioni estreme, il sole cocente, poca ombra, abbigliamento tecnico spesso pesante. Già dalle 11, già da quest'ora qua inizia a essere un po' insopportabile, però quando torni dopo pranzo è bruttissimo, insomma no, è infattibile, preferisco molto di più così. I cantieri del tram estivi sono cruciali per la realizzazione dell'opera in tempo, come prevede il cronoprogramma imposto dal PNRR. È possibile che in alcuni punti vengano effettuati lavori anche nelle ore notturne, sempre per consentire una maggiore tutela degli operai. Ed ora andiamo a Treviso. Il bilancio della zona rossa è più che positivo. Il provvedimento durante l'estate non sarà riproposto. Torneremo a discuterne a settembre, così il sindaco Conte, dopo un vertice in prefettura sul futuro dell'ordinanza che scade sabato. I risultati sono stati convincenti e abbiamo ottenuto l'obiettivo che era quello di liberare quella zona dalla presenza di alcune figure. Nelle ultime settimane poi si sono addirittura azzerati gli allontanamenti, segno evidente che il grande lavoro svolto dalle forze dell'ordine ha portato a un risultato importante. Scadono sabato i 40 giorni di sperimentazione della prima zona rossa di Treviso a ridosso del quadrante di Via Roma e della stazione, e il bilancio fatto nel corso di un vertice in prefettura è più che positivo. Sono stati identificate e controllate 4.010 persone
Di queste 4.010, 14 allontanate in relazione ai precedenti penali di cui erano a carico e soprattutto per atteggiamenti che avevano tenuto in quel momento. Da diversi giorni non ci sono allontanamenti, si parla di zona tranquilla, quindi il provvedimento che avevo adottato ha raggiunto il suo effetto. Lo replicheremo nel caso ci fossero avvisaglie di segno opposto. Dunque al momento, durante il periodo estivo, il provvedimento non sarà rinnovato, mentre restano monitoraggi e controlli, soprattutto legati al disagio giovanile. Non riproporremo in questa fase la zona rossa, ma verranno comunque rafforzati i controlli, soprattutto nei fine settimana, contro l'interperanza giovanile. Ma valuteremo poi a settembre se sarà il caso di riproporre la zona rossa, quando magari ci sarà anche un flusso di persone maggiore. Durante l'incontro in prefettura è stato fatto un focus sulla situazione delle periferie nei comuni più grandi della Marca per mettere in luce eventuali situazioni di degrado in alcuni quartieri. Forse la città capoluogo è la città dove magari si possono individuare alcune zone, mentre nelle altre città periferiche, insomma da Vittorio Veneto o a Conegliano, non ci sono riscontri di concentrazione di unità abitative dove c'è un insieme di queste situazioni. Sottolineeremo che rispetto a 20 anni fa nelle periferie la tipologia e le caratteristiche della comunità sono cambiate, con una sovrapposizione culturale importante che porta in molti casi benefici, in alcuni anche alcune criticità che devono essere monitorate. Ed ora a Venezia, in campo Sant'Agnese, dove gli ambientalisti questa mattina sono riusciti in un blitz a fermare il previsto abbattimento di 2 platani e non sono mancati momenti di forte tensione con le forze dell'ordine. Fermato per l'intanto l'abbattimento dei 2 platani in campo Sant'Agnese nel sestiere di Dorsoduro a Venezia. Tra polemiche e momenti di altissima tensione e l'intera area transennata di fatto chiusa dalle forze dell'ordine. 9 tra poliziotti, carabinieri e agenti del locale che hanno identificato, documenti alla mano, la maggior parte dei 25 ambientalisti presenti, tra attivisti, consiglieri di municipalità, semplici cittadini, studenti e chiunque era deciso a non abbandonare il campo già dalle 7 del mattino, orario della prevista capitozzatura. Alle 12.30 la situazione, fino a quel momento tenuta sotto controllo, comincia ad assumere un piglio che sembra andare nella direzione opposta. Vediamo che agenti delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri adesso stanno veramente intimando agli attivisti di lasciare l'area, diversamente verranno portati via con la forza. Ci hanno preso i documenti, è per un buon motivo. Hanno chiesto i documenti? Sì, li abbiamo dati, per un buon motivo. Sono una mamma, passo di qua spessissimo, più volte al giorno, i bambini che vanno a scuola qua, questo è un posto per noi importantissimo, gli alberi che sono qua fanno parte di noi, sono come noi, ci vogliono intimidire chiedendoci i documenti. La protesta degli ambientalisti perché la soppressione, a loro dire, sarebbe ingiustificata, contrariamente al parere dell'amministrazione comunale che prima del presidio pacifico aveva giudicato gli alberi in questione malati in modo irreversibile. Noi chiediamo una sospensione degli abbattimenti perché riteniamo che questi alberi possano essere salvati e quindi chiediamo di avere il tempo, sono 15 giorni per effettuare una controperizia. Sono ignoranti persino i tecnici che vengono qui a dirci che gli alberi non possono essere curati, questo ce l'ha detto stamattina la sedicente perita forestale, non possono essere curati, e poi parlano di sicurezza e guardate qui alle nostre spalle, da 25 giorni hanno lasciato questi alberi, questi rami che avevano tagliato 25 giorni fa, li hanno lasciati per terra. Alle 13.30 operai e forze dell'ordine desistano e abbandonano il campo, che nel pomeriggio diverrà teatro di incontro della prevista commissione di municipalità, proprio sul verde pubblico, che in contemporanea si tiene anche a San Lorenzo. Ad avere la meglio i manifestanti con i 2 platani ancora salvi, almeno per il momento. Quindi io vorrei, e tutti quanti noi vorremmo, che oltre alla perizia sull'albero venisse effettuato un controllo per quanto riguarda le nidificazioni.
Si apre l'estate dei grandi concerti e musical in piazza San Marco a Venezia. Fino a domenica 13 luglio si esibiranno in una delle cornici più belle del mondo artisti di fama internazionale. Primo appuntamento Jean-Michel Jarre, pioniere della musica elettronica che fonde arte, tecnologia e cultura. Tutte e 5 le serate inizieranno alle 21. Vela la società braccio operativo del comune che ha curato la parte logistica e organizzativa di questi eventi. Piazza San Marco, con una capienza ridotta, è riservata a soli 5.000 posti per evitare le grandi invasioni, cui si aggiungono circa altri 100 posti dei caffè storici della piazza. E questa era la nostra ultima notizia, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.